Sembra una domenica di festa di tanti anni fa a Montagnana, con le danze tradizionali, gli uomini vestiti con il tabarro a festa o quello agreste nella piazza medievale della città e poi il mercatino dell'antiquariato, tradizione che qui si rinnova ogni terza domenica del mese, dove trovare tanti oggetti del passato, vecchi attrezzi di campagna, mobili, vasi, oggetti per ogni angolo della casa. Suggestioni che si moltiplicano tra palazzi, torrioni cinquecenteschi e le antiche mura che circondano la città. E per rivivere con realismo il contesto agricolo che da sempre circonda la vita dentro le mura, c'è una tradizione che ogni anno prende sempre più piede, la festa del maiale, per ricordare come da sempre in questa stagione fredda, da queste parti, come si dice in dialetto, si fa su el mascio. Del maiale si sa non si lascia nulla e così ecco che in una inconsueta dimostrazione di piazza si producono salami e salsicce, costine ed arrosti, senza dimenticare i prelibati cosciotti che una volta salati e stagionati si trasformano in pregiati prosciutti di Montagnana oppure Veneto Berico Euganeo. Una dimostrazione condotta da mastri macellai e norcini a cui sono chiamati ad assistere soprattutto i ragazzi e i ragazzini che rischiano di dimenticarsi come si producono i tagli di carne che di solito vedono già incelofanati e confezionati al supermercato. Oggi siamo nella terza domenica del mese di gennaio, come da tradizione ormai la terza domenica di ogni mese dell'anno abbiamo il mercatino dell'antiquariato, un mercatino che ormai è conosciuto a livello regionale, partecipato, vissuto in tutto l'anno, anche in momenti freddi come questo. Quest'anno, come per tutti gli altri mesi di gennaio, abbiamo nel centro della piazza unito all'attività del mercatino dell'antiquariato la rievocazione storica della lavorazione del maiale. Pertanto ecco, tradizione, cultura, turismo, tutto collegato. Fa parte della mia tradizione, fa parte della tradizione del territorio, riviverla, vedere questa rievocazione di questi momenti importanti che hanno fatto grande anche la cultura nostra veneta è un doveroso impegno anche di una forza sociale qual è la Coldiretti e noi con i nostri agricoltori ci siamo per far capire che per avere un gran prosciutto, per avere un grande insaccato bisogna partire da un gran maiale e quindi da un gran prodotto. Senza di noi chiaramente manca un anello fondamentale di quella che possiamo immaginare essere una filiera unita. È una giornata ideale per fare sul mascio, è una tradizione che deve continuare perché da questa tradizione arriviamo poi al nostro beneamato prosciutto veneto, perché appunto è il maiale che porta avanti la tradizione anche del prosciutto. Le tradizioni per riuscire a tramandarle bisogna farle vivere e nell'era degli smartphone, degli iPad e delle PlayStation è opportuno che ai nostri figli riusciamo a trasmettergli anche queste tradizioni che per la realtà contadina e rurale sono fondamentali, che i nostri nonni le hanno vissute quotidianamente e riuscire almeno a trasmettere queste tradizioni per quello che possiamo ai nostri figli. L'antico rituale della macellazione del maiale e della lavorazione delle carni suine, intorno al quale generazioni di famiglie venete sono cresciute, magari aspettando questo momento solo per mangiare finalmente un po' di carne in compagnia, depurato delle pratiche più primitive e a volte impressionanti e condotto invece con tecniche moderne dai mastri macellai, non si è concluso come si potrebbe immaginare con una luculliana grigliata, ma con la vendita di alcuni prodotti freschi, tutti gli insaccati ed anche il re della tradizione norcina, ovvero il prosciutto, hanno infatti bisogno di macerare e stagionare prima di essere consumati. Insomma, la festa del maiale è solo l'anticipo di tante altre feste che poi lungo tutto l'arco dell'anno soddisferanno migliaia e migliaia di palati.